non sono uno psicologo, insomma, e questo già giustifica così. Qualcosa va cambiato. Invece faccio di mestiere il direttore generale, però ho dovuto riconoscere che sono venuto qui con delle idee e delle slide che testimoniano le idee, che non l'ho fatte ora, insomma, che sono molto sovrapponibili alle vostre, e adesso vediamo se è vero. Spero sia vero, e soprattutto i presupposti per un manager per questa relazione sono quelli che avete un po' detto. Intanto la prima cosa è che i processi di cura si sono molto trasformati. Il processo scientifico, senz'altro, ma quello tecnologico è stato citato nelle vostre relazioni, allontana il paziente, no? Che una volta, insomma, bene o male, dovevamo palpare un po' di più. Sono anche medico, per cui questo che dico l'ho vissuto in prima persona. E i bisogni assistenziali, naturalmente la polipatologia, quindi la presenza di più patologie ha molto modificato l'approccio, e naturalmente anche l'aspettativa dei cittadini di presa in carico si è molto modificata da quando io facevo il medico. Che tu mi hai detto, mi hai preso in esempio, dice qualcuno che lavora da tanti anni e guardavi sempre me, quindi no, perché mi devo rifare anche tu, non è? E vabbè, insomma, questa cosa che non c'è più il bel comodo paternalismo, il rapporto paternalistico ci deve indurre a fare qualcosa di più efficace. Ci sono nuove esigenze intorno alla cronicità, e di questo dobbiamo dirci. L'80% della spesa è legata alla cronicità, quindi quando i manager si renderanno conto che devono offrire sul territorio un'offerta robusta, un'offerta anche consistente, efficace, visibile, percettibile, sarà sempre troppo tardi, perché naturalmente se la risposta non c'è sul territorio le persone inevitabilmente finiscono in ospedale, aumentando oltretutto anche i costi. Naturalmente l'approccio multiprofessionale, interdisciplinare, cose che avete detto, tutto questo è alla base di un approccio personalizzato, umanizzato alla cura. Il termine personalizzazione aggiunge anche un altro elemento sotto il profilo proprio della clinica. Superare le linee guida verso i percorsi diagnostico-terapeutici, PDTA, presuppone un approccio personale. Le linee guida sono fatte per una patologia. Uno ha il diabete, quelle sono le linee guida. Uno ha lo scompenso, quelle sono le linee guida. Ma chi ha più patologie deve avere un approccio diverso, che è appunto il PDTA. Molti lavori in letteratura internazionale introducono questo concetto della qualità percepita. Vedremo quanto questo termine, qualità percepita, correli poi con elementi essenziali sotto il profilo etico, sotto il profilo dell'assistenza e anche sotto il profilo economico. Tutto sta insieme, e quindi è importante parlarne con una visione complessiva. Ma quali sono i requisiti fondamentali perché ci sia questa benedetta attenzione olistica alla persona, e quali sono i fondamenti? Intanto l'avete detto ora tu l'hai detto benissimo, la capacità dei professionisti di tenere conto, di comunicare, tenere conto delle caratteristiche, delle personalità del malato e anche della famiglia che lo affianca, della propria dimensione soggettiva, no? Dal disease alla sickness, volendo utilizzare un termine anglosassone, delle sue personali esperienze pregresse, delle notizie che ha ricevuto sulla sua malattia o su quell'ospedale dai media, le sue emozioni, la sua personale resilienza. E poi sono d'accordo. È troppo facile dire tutto un fatto che devono fare gli altri. I manager non hanno responsabilità su tutta sta roba, e invece sì, perché se non ce lo diciamo non va bene, insomma, no? Quindi ai miei danni voglio sottolineare come il manager debba impegnarsi anche a rendere l'organizzazione più adatta ai nuovi bisogni. Quindi le capacità strutturali, l'organizzazione aziendale,
deve essere in grado di armonizzarsi con le nuove necessità a cui facevo riferimento. Quindi di che si parla? Intanto le modalità e gli orari di accesso, questa storia che i familiari entrano a una certa ora in un ospedale non ha senso. I familiari ne entra uno solo, non a famiglie tutte insieme, ma entrano quando vogliono, escono quando vogliono, naturalmente con autorizzazione eccetera. Oltretutto spesso sono utili, a proposito di umanizzazione delle cure. Bene. L'ambiente, il comfort ambientale modifica. Noi abbiamo visto prima e dopo alcuni interventi di ristrutturazione degli ambienti si riducono i reclami. Sono dati di cui dobbiamo tener conto. Il comfort alberghiero conta molto. Le barriere architettoniche, anche per i ciechi, i disturbi per i non vedenti, la segnaletica. Avete mai visto le persone che si perdono in ospedale quando la segna? Insomma, sono aspetti che non possiamo non tenere in considerazione, l'accoglienza, la capacità, dicevo, di sviluppare capacità anche empatiche da parte dei professionisti, ma anche la disponibilità di tempo perché le estrinseche, insomma, noi qualche responsabilità, e la consapevolezza complessiva che è difficile, che è complesso, che non è facile, che non è scontato. Insomma, il passo deve essere fatto da parte un po' di tutti. È chiaro che non possiamo parlare di umanizzazione, sarà anche scontato, ma ricordiamocelo che se non c'è attenzione al dolore, faccia l'uomo, mi disse un giorno, mi feci un grosso taglio, andai al pronto soccorso come qualunque cittadino e volevo qualcosa che impedisse di essere ricucito proprio come si farebbe, e la risposta per levarmi il dolore, faccia l'uomo, mi disse. Era una dottoressa e io feci l'uomo, credevo di svenire. Vabbè, insomma, per dire faccia l'uomo. Era una donna che io credevo. E quindi così è andato. Sai, proprio un taglio in un dito. Tra l'altro me l'ha anche ricucito bene, non si vede più niente. Il supporto psicologico, le cose che ci siamo dette, e poi tante altre attenzioni, perché non l'attenzione ai luoghi di culto, gli strumenti informativi tradotti almeno per quelle lingue che sono più presenti. E poi la qualità percepita non può essere messa lì in uno scantinato come un problema secondario da parte dei manager, e invece lo è. È un tema poco percepito dalle organizzazioni, poco valutato, poco misurato e quindi ovviamente anche poco perseguito. Invece la qualità percepita non correla con gli esiti delle cure. C'è uno studio, una meta-analisi proprio pubblicata sul British, mi sembra che citavi anche tu, Davide, il British. Sul British Medical Journal c'è un editoriale che riporta 2 potentissimi meta-analisi internazionali sulla qualità percepita, e stupore generale è stato vedere che non correla con gli esiti delle cure, misurabilissimi, no? A un mese dall'intervento chirurgico quanti muoiono, la qualità percepita non correla con gli esiti delle cure. Si fonda sulla relazione ovviamente del professionista medico infermiere con il paziente o con, come dicevo, con il caregiver. La relazione, come dice Vaslavic, qualifica il contenuto delle cure stesse. Influisce, questo è l'elemento manageriale se volete, sul successo di un'organizzazione, quindi sulla capacità di attrarre pazienti, per esempio da un'altra regione, per esempio da un'altra ASL. Questo economicamente ha un valore, come al contrario le fughe dei residenti costano per noi, sono soldoni che si spendono. E la cosa più importante è che i reclami e le richieste di risarcimento sono in gran parte dovute alla scarsa attenzione alla qualità della relazione. Allora noi abbiamo fatto uno studio, e ora vi dico come. Abbiamo fatto uno studio negli ultimi 2 anni, i dati sono di 4 anni però, sul rapporto, sulla causa alla base delle richieste di risarcimento e i reclami. Bene, il 70% delle cause sono la cattiva qualità relazionale da parte del paziente. Quindi, insomma, non occuparci, non percepire questo tema per noi è un problema di non poco conto.
giusto per citarlo, per ultima, prima di passarvi a raccontarvi questa nostra esperienza, quello del clima organizzativo. Guardate, il benessere organizzativo, l'avete detto, è stato ribadito in molti interventi, lo voglio ribadire anche nella nostra esperienza, questo si conferma pienamente, nei numeri si conferma, che il benessere organizzativo influisce sulla qualità percepita da parte degli utenti, dei cittadini, dei pazienti, dei malati. Insomma, depressione, ansia, stress accomunano utenti e professionisti, inevitabilmente con ricadute negative. Questa storia della satisfaction mirror è la scoperta un po' dell'acqua calda, mi rendo conto, però non tenerne conto è veramente catastrofico. Quindi quando si è scontenti si lavora peggio, si commettono più errori e soprattutto ci si rapporta male con i pazienti. Il disagio, lo stress viene vissuto dagli utenti, vulnerabili o non, il disagio però viene sentito, il burnout anche dal personale, e tutto questo determina un incremento dei costi sociali, e qui pacifico, ma come vi dirò ora meglio, aumenta anche i costi aziendali, sia per le fughe sia per i contenziosi che costano anche quelli. La nostra esperienza è stata di mettere in piedi un cruscotto che abbiamo pomposamente chiamato Monitoring, Improving and Learning System, che è un cruscotto semplice, con 8 categorie integrate, che ognuna di queste 8 categorie può essere poi esplosa con singoli dati. E la cosa che conta è che noi questo cruscotto lo facciamo con i flussi correnti, con un software che integra. Quindi, insomma, è una cosa che si fa e non costa troppo tempo. Insomma, una parte dei dati deve essere caricata, ma è minima, ora lo vedrete, è veramente minima. Questo fa sì che noi si possa permettere ai capi dei dipartimenti di prendere coscienza dei loro problemi e di intervenire e di proporre loro le azioni di miglioramento. È la differenza fra il budgeting e il priority setting, per usare di nuovo una terminologia internazionale. Il budgeting è sostanzialmente un processo top down. La direzione strategica stabilisce sulla base di dati legittimissimi e oggettivi cosa è bene fare. E gli altri lo fanno o cercano di farlo. Con questo processo i capi dei dipartimenti vengono con progetti che propongono loro stessi di azioni migliorative. Chiedono qualcosa, perché magari chiedono anche interventi organizzativi a supporto, ma poi si impegnano a fare un sacco di cose e noi ci si guadagna regolarmente. Cioè alla fine è più quello che fanno loro di quello che noi diamo a loro, quindi è un processo win-win, insomma, un processo che viene bene a tutti. Naturalmente questi fattori di criticità vengono spesso fra loro correlati, ora quando lo vedrete quali sono capirete come, e vengono poi esaminati sulla base di criteri, per esempio la ricorsività. Se una cosa capita una volta, vabbè, se capita troppo spesso, questo è evidente, così la presenza di fattori di rischi, la presenza di stress lavoro correlato, l'impatto sul cittadino, la questione della qualità percepita, i reclami e le fughe. Insomma, ancora non l'abbiamo costruito, ma stiamo lavorando per costruire quello che noi chiamiamo, ma la letteratura anche chiama, Patient Safety Score, cioè cercare di dare proprio un numero che sintetizzi come sta andando in cardiologia Arezzo piuttosto che in cardiologia di San Sepolcro. E questo naturalmente aumenta la consapevolezza del sistema, del management, inteso sia come direttore generale sanitario e amministrativo, ma anche inteso come direzione dei dipartimenti. E naturalmente appunto punta alla priorità di azione, quello che prima chiamavo priorità. Ecco il report che categorie ha. Parlavo prima di reclami, i sinistri, questi arrivano con flussi, quindi si caricano da soli. Le non conformità rilevate nei processi di accreditamento, queste le carichiamo, insomma, sono poche cose, insomma, è semplicissimo. La presenza di eventi sentinella sono rarissimi, ma si caricano a mano. Noi abbiamo un sistema di indicatori esterni che è il MES,
mi ricordo se il Veneto è fra le regioni che è entrata nella rete di questo istituto dell'Università di Pisa. Il Veneto c'è dentro, vero? Ce ne sono 9 regioni, per esempio c'è l'Emilia, c'è l'Umbria c'è, c'è la Liguria, il Piemonte, il Veneto anche, benissimo. E sono dati che unità operativa per unità operativa ci sono e li inseriamo dentro, e sono dati già elaborati. Lo stress lavoro correlato, quando c'è bisogno viene caricato, i dati del piano nazionale esiti, che è disponibile già su formato digitalizzato, e i dati delle fughe dell'anno precedente. Purtroppo i dati delle fughe extraregionali sono vecchi sempre di un anno, questo niente da fare, è il problema delle piattaforme informative. Ci fornisce la fotografia sia di azienda che per dipartimento che per singola unità operativa di appartenenza, e come dicevo dà il modo ai nostri responsabili di fare azioni migliorative. Secondo noi questa documentazione può anche servire a difenderci dalle responsabilità professionali, quindi dalla questione del decreto Balduzzi, no? che dice se hanno seguito le linee guida. I magistrati dicono sistematicamente che le linee guida lì in quel caso non erano sufficienti, no? È così che, no? Per cui questa cosa non funziona. Invece noi diciamo che siccome questo è molto contestualizzato, questo può essere un ulteriore elemento a difesa. Vabbè. E naturalmente guida il management. Finale. Secondo noi, secondo il mio punto di vedere, e mi pare che questa cosa stia un po' diffondendosi anche un po', oggi io parlo anche come Federsanità e quindi mi sento di parlare anche al loro nome e al nome degli altri manager. Se non lo facciamo per motivi come dobbiamo, per motivi etici, se non lo facciamo per motivi umanitari o umani o di rispetto delle persone, almeno facciamolo per interrompere questo loop catastrofico che altrimenti domina la nostra organizzazione, che parte da un vissuto negativo, dalla mancanza di motivazione o vera patologia del team unità operativa nell'ospedale che sviluppa, che causa difetti di procedura o conflitti relazionali, come dicevo, satisfaction mirror, inevitabili, che finisce col produrre deficit, perdite di reputazione di quell'equipe, perdite di attrazione e fughe. Tutto questo, come dire, induce il management a investire poco su quella realtà, perché non rende, non ne vale la pena, diciamo noi. E quindi si riduce ulteriormente la possibilità di miglioramento. Ecco, questo loop va assolutamente evitato e secondo noi i dati a cui facevo riferimento, sapete come dicono gli inglesi, data drives management, è così, senza dati nessun manager sa lavorare. Questa è un'idea. Grazie.